l'Istituto di Istruzione Superiore Danilo Dolci è protagonista nel territorio. Io credo che sia un fatto che possiamo dire con estrema tranquillità. Dopo la bella manifestazione di 2 giorni fa, un altro incontro direi importante, dedicato a un disturbo caratteriale, un disturbo psicologico, che porta alla voglia, alla volontà di giocare continuamente, la ludopatia. E cerchiamo noi di accogliere intanto tutte le proposte che ci vengono dal territorio, dalle associazioni, eccetera, perché vedo che siamo diventati un punto di riferimento per appunto la proposta formativa anche da parte di altri. È chiaro che noi nel momento in cui un'associazione ci propone un'attività formativa sulle dipendenze e in particolare in questo caso la ludopatia, non possiamo fare altro che appunto accettare l'invito in modo da dare questa ulteriore opportunità ai nostri ragazzi che sono già nell'età di essere tentati di farsi fagocitare da una sala giochi o da una macchinetta in cui appunto vanno a buttare quei pochi spiccioli che hanno, oppure possono anche farsi tramite, essere informati perché anche qualche loro parente potrebbe cadere in questa trappola e loro possono appunto intervenire. Non dimentichiamo inoltre che le macchinette sono quelle che noi riusciamo a vedere, cioè se io vedo uno studente che possibilmente è in un tabacchi che gioca con una macchinetta posso anche permettermi di dire ma che fai qui? Però purtroppo il problema è anche nel fatto che ormai c'è una grandissima facilità di giocare direttamente online col cellulare e lì non se ne accorge nessuno. Oggi viene presentato un progetto, il progetto Free Life, ma mi sembra giusto fare notare che come la manifestazione di oggi sia poi divisa in 2 parti. La prima parte il dibattito, la seconda pur affrontando gli stessi temi di carattere spettacolare con un comico e il duo Calandra e Calandra. Sì, lo spettacolo musicale che è un linguaggio molto vicino agli alunni e agli studenti che invece di sorbirsi un paio d'ore di convegno magari che li può stancare, possono conoscere e affrontare questi temi con modalità sicuramente più accattivanti. Francesco Brancato è il coordinatore del progetto Free Life, un progetto che mira alla conoscenza di quella che è la dipendenza da gioco d'azzardo, la cosiddetta ludopatia. Sì, allora sono Francesco Brancato e sono il presidente dell'associazione Don Giuseppe Puglisi, che è la prima associazione in Italia dedicata a Padre Puglisi. Con questo progetto vogliamo coinvolgere una fascia giovanile che va dai 15 ai 25 anni e comunque le loro famiglie e abbiamo creato una rete territoriale perché il progetto si è sviluppato su 2 province, Trapani con la città di Alcovo e altri 8 incontri tra Palermo e i comuni della provincia di Palermo per portare avanti la comunicazione di che cosa sono fenomeni come la ludopatia, il gioco d'azzardo patologico, bullismo e cyberbullismo. Abbiamo portato questo progetto Free Life in giro per veicolare attraverso anche canali che non sono solo quelli istituzionali, perché noi abbiamo una helpline che accoglie le persone e che possono chiamare, dove ci saranno assistenti sociali che rispondono al telefono per un primo colloquio e l'eventuale presa in carico e invio ai servizi, perché sono i servizi sociosanitari che poi faranno la presa in carico per le dipendenze patologiche. Noi non facciamo presa in carico, ma sicuramente facciamo formazione e informazione, quindi prevenire, raccontare quali sono le difficoltà legate alle conseguenze del gioco d'azzardo patologico e fare un messaggio ai giovani dove dire che la vita deve essere libera, appunto, e deve essere disimpegnata e vissuta attraverso un gioco sano, una possibilità di confrontarsi in spazi aperti e veicolato soprattutto con questo progetto in maniera diversa, perché abbiamo voluto veicolare questo messaggio attraverso 2 modalità, non solo la formazione e informazione con esperti del settore, con assistenti sociali, con gli esperti che oggi faranno l'incontro, ma con la musica, perché è un canale che i ragazzi comprendono meglio e che può essere più vicino a loro, e soprattutto con il cabaret e il teatro. Abbiamo invaso il palco e sono veramente contento di essere con 2 menestrelli della musica siciliana, 2 cantori di quelle che non sono le nostre tradizioni, ma voi attraverso le rielaborazioni rendete attuale dei messaggi, diciamo,
eterni, che sono quelli della musica. I Calandra e Calandra, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. E allora voi oggi siete qui per parlare a modo vostro di ludopatia e in questo senso avete scritto una canzone, perdonatemi se non sbaglio il titolo, Tiri chi tolla se non vado errato, giustissimo, che parla del problema. Ecco, il messaggio della musica arriva più facilmente ai ragazzi, quindi la speranza che se c'è qualcuno qua dentro che ha questa dipendenza patologica possa avere un messaggio positivo. Allora, sicuramente intanto già fa bene parlarne, come dire, avere già l'istituto che si è messo a disposizione, riuscendo a capire che oggi è una tematica molto importante da affrontare, perché oggi le dipendenze sono diverse, a partire dai social, i cellulari, slot machine, giochi online. Diciamo che oggi gli stimoli ai ragazzi non mancano in questo senso, anche se creano una forma di dipendenza, sì, ma anche di chiudersi da soli. Cioè io ad esempio, per ora stiamo parlando, sono tutti con gli occhi puntati al cellulare, quindi come dire, questo è un problema veramente serio e delicato. Noi cerchiamo, come dire, attraverso la musica ma anche attraverso l'ironia del brano che abbiamo composto, di parlare di un tema comunque molto, molto delicato e, ripeto, lo facciamo con la musica, che è l'arma che abbiamo a disposizione. No, vabbè, è inutile, abbiamo già detto un po' tutto. Per cui, detto io. Hai detto, va bene, noi siamo Calandra e Calandra, comunque, lasciando stare gli scherzi. E questa è proprio oggi la tematica dei ragazzi che in un modo o nell'altro sono isolati, si isolano sempre di più ed è una cosa difficile veramente da far capire a loro e forse anche è una mancanza anche da parte della famiglia comunque, perché noi fin da piccolo abituiamo ormai i ragazzi ad avere il cellulare in mano. E questa è una tematica. Poi noi giustamente parliamo oggi di ludopatia, che nello stesso tempo è un altro problema grosso. Ormai anche con internet appunto si può giocare a casa tranquillamente, invece prima magari uno veniva anche visto nei bar, nei vari sale giochi eccetera eccetera, per cui diventa un problema grossissimo da affrontare tutti assieme. Sperando che appunto il nostro messaggio oggi possa arrivare sia con la musica sia anche con le parole sia con tutto quello che trasmetteremo oggi. Oggi si parla di ludopatia, ma la nostra non deve essere un'intervista per gioco. Certo. Sono con Ivan Fiore, grazie per la tua disponibilità. Ivan, tu hai rielaborato un testo Sì? che prende di mira proprio l'oggetto in questione oggi. Sì, in realtà sì, scommetto, non si può dire questa, scommetto, vabbè, sì, no, in realtà sì, ho riesumato un testo particolare, un racconto di vita comune quando l'uomo che per caso, accidentalmente, fortuitamente, non si sa per quale motivo, mette una moneta nella slot machine, vince e da quel momento, da quella vincita che per una botta di culo diventa una tragedia piano piano, perché poi diventa vizio e diventa problema, e quando il vizio diventa vizio il problema è stratosferico perché coinvolge tutti, è una cosa che devasta, che coinvolge, che rapisce, che ruba, è tutto un travolgere incredibile. Permettimi la domanda un poco Certo. seria. In un mondo così materiale come quello di oggi, forse l'illusione assume una valenza particolare, no? Il caso del facile arricchimento attraverso il gioco, in questo caso, può essere un fattore determinante, però anche tu nell'arte, che sicuramente ti ha consentito un percorso completamente diverso e che è esempio oggi, attraverso la tua comicità puoi lanciare un messaggio. Ma certo, io ritengo che il mestiere del comico, mestiere tra virgolette perché oggi è un po' cambiato, però il mestiere del comico sia fondamentale perché ha un pubblico, si rivolge a un pubblico, quindi deve lanciare un messaggio, perché la barzelletta o il racconto fine a se stesso si fa ridere, ma cosa ti lascia? Io da sempre nel mio spettacolo, nel mio immaginario, nel mio modus vivendi è quello di dare comunque un messaggio, che sia parlando della propria terra. Io adoro la Sicilia. Fatti di cronaca. Fatti di cronaca, è caduto un bicchiere, quindi per me è importante lanciare un messaggio e concretamente dire quello che si può fare. È una scommessa, tra virgolette, vincente. Noi possiamo dire più che scommessa, diciamo che una rete è buttata lì, quando raccogliamo qualche pesce, quel pesce diciamo per noi è già una vittoria. Quando già solo un ragazzo dice: ma lo sai che
mio papà è così, lo sai che mio fratello è così, e già lo sai che loro sono così in realtà. Loro Forse tutti siamo hanno così. scritto una canzone proprio sullo scommettere che fa bene alla vita e queste cose di qua. Come si chiama? Tirichitolla. Hai visto? Tiri che tolla. Esattamente. Grazie, siete Grazie a stati voi. ancora, grazie, un mezzo Calandra, Sì, sì, mezzo un Calandra, Calandra. che è ritornato. A mezzo ci Grazie. Il sindaco di Partinico Pietrorà oggi ha fatto una breve introduzione al convegno sulla ludopatia che si sta tenendo qui all'Istituto Superiore Danilo Dolci. Sindaco, il problema si pone, ma è un qualcosa di subdolo, di strisciante, che però mette in difficoltà le famiglie. Sì, la ludopatia purtroppo è una patologia legata al gioco che induce la persona a giocare per fare fortuna, per guadagnare, però alla fine, siccome chi ha inventato il gioco ha stabilito pure con quali sono le percentuali che deve rilasciare, queste percentuali molto spesso non raggiungono la persona che gioca. Si innesca purtroppo un meccanismo psicologico perverso e quindi il giocatore una volta gioca per vincere, un'altra volta gioca per rifarsi, un'altra volta raddoppia per recuperare quello che c'è prima. Alla fine il risultato è lo sfascio di se stessi, prima di tutto, lo sfascio delle famiglie, perché poi diventa una droga e hai la necessità sempre di trovare soldi, di farti prestare soldi, di rubare soldi, quindi è il cane che si morde la coda. E poi la cosa da dire, se mi consenti, è anche il fatto che in fondo ogni amministrazione di per sé ha le mani legate, perché non si può intervenire. Basta pensare per esempio ai giochi online, in cui si può fare veramente ben poco. No, si può fare poco, purtroppo come dire, lo Stato lo fa con un altro spirito, però alla fine il gioco porta a questa patologia. Bisogna essere forti, bisogna avere una personalità forte e avere anche la consapevolezza di giocare ed entrare in questo mondo con convinzione. Cioè, gioco, so che devo perdere 10 euro, basta, vinco, perdo, poco importa. Però è difficile arrivarci. Molto spesso si perde, dice, vabbè, ora proviamo magari il recupero quello di prima, e allora lì si innesca questo meccanismo folle che porta veramente a rovinare le famiglie. Tanta gente famosa si è ridotta sul lastrico proprio per questo vizio. Quindi paradossalmente possiamo dire che il gioco è una scommessa perdente. Sì, il gioco è una scommessa perdente, soprattutto ci si annulla perché pur di avere i soldi si è disposti a fare la qualsiasi, proprio come fa un tossicodipendente, né più né meno. Tutte le dipendenze, che siano da alcol, da droga, ma anche da gioco, alla fine distruggono le persone, distruggono le famiglie, e questa forse la ludopatia è quella più sottile, quella che è più indolore dal punto di vista sociale, perché lo si vede meno, ma il danno non è soltanto fisico, così come lo può provocare l'alcol o le droghe, ma è psicologico, ma è forse anche più grave.